Diamo inizio a questa seconda puntata delle riflessioni sull'insegnamento delle scienze, salutando le persone che sono qui in sala e gli insegnanti e i tutor che sono nelle sedi che sono collegate in streaming. Intanto desidero presentare la professoressa Silvia Zanetti, che siede qui vicino a me e che poi sarà il relatore della seconda parte. Ha partecipato come relatore nell'anno scorso le due episodi che abbiamo fatto l'anno scorso e come dicevo ha una grande esperienza di didattica, sia perché è stata insegnante nella scuola e anche perché è stata diverse volte nei corsi di formazione per insegnanti. Allora, apro con questa precisazione perché uno dei commenti che sono arrivati l'insegnante diceva che alcune di queste cose che io ho detto la volta scorsa non si possono presentare a scuola, ma io avevo detto che all'inizio che non si trattava di cose che devono essere trasmesse agli studenti, ma sono riflessioni generali e che quindi ovviamente non tutto, o anzi forse molto poco di quello che diciamo, tranne quello che dirà forse la professoressa Zanetti, può essere direttamente trasmesso. Però è utile sia per riflettere su alcuni aspetti e sia anche per aggiornare alcune conoscenze che possono essere utili comunque per l'arricchimento scientifico dell'insegnante. E quello di cui parlo oggi è qualcosa che riguarda la genetica, o meglio si dovrebbe dire la genomica, cioè il discorso del genoma. E questa citazione del presidente dell'European Research Council, che fece una conferenza che ho seguito qualche anno fa, diceva: viviamo in una scienza post-genomica, cioè il genoma è mai superato, siamo in una scienza post-genomica, in una società che ancora non padroneggia i concetti fondamentali della genetica. Quindi è un controsenso, però un controsenso che apre delle cose terribili, perché a noi arrivano tutti i giorni dai giornali e i test di DNA e i test predittivi per le malattie e questo, cioè c'è una valanga di DNA, anzi apro una parentesi, non vi scappi detto ce l'ha nel suo DNA, per piacere, non dite mai ce l'ha nel suo DNA. E capirete dopo perché alla fine di questo che dirò capirete che è proprio un non senso. Comunque, ad ogni modo, voglio dire che siamo sommersi da questa cosa, quando invece bisognerebbe che disponessimo almeno di qualche concetto di base importante. Vabbè, apriamo il discorso. Allora, già la volta precedente, quando dicevo della complessità dell'organismo, eccetera, eccetera, avevo ricordato che il corpo umano è costituito da circa 37 miliardi di cellule. Una stima precedente dava un numero molto più elevato, addirittura 100.000 miliardi di cellule, ma questa è la stima più recente. E questi costituiscono tessuti, organi e sistemi. Nel nucleo di ogni cellula, sapete, ci sono 23 coppie di cromosomi. Ecco, questo forse è una cosa che si può dire ai bambini e anche ai ragazzini, che se si svolgessero e si unissero insieme i DNA dei 46 diversi cromosomi umani di una singola cellula, si otterrebbe un filamento spesso 2 milionesimi di millimetro e lungo oltre 2 metri. Questo fa capire come il DNA sia fortemente impaccato dentro alla cellula, e una cosa che non è proprio intuitiva è che questo funziona. Ecco, questa cosa funziona, si muove, viene svolto, viene aperto, eccetera. Veniamo con delle cose di lessico. Genoma, di cui si parla tanto, è l'insieme dei DNA di una data cellula, oppure l'insieme di DNA che caratterizzano in qualche modo una specie, un genere. Ogni genoma contiene l'istruzione per la produzione delle proteine che costituiscono la base strutturale e funzionale della cellula, delle cellule e quindi dell'organismo. Quindi questo è un po' quello che avevo già citato nella volta precedente. Ecco, geni l'ho messo tra virgolette, perché il concetto di gene è cambiato moltissimo nel tempo. Adesso non stiamo a fare tutta la storia,
una definizione corrente, utile, è questa: sono segmenti del genoma corrispondenti alle istruzioni per la struttura di ciascuna proteina o per specifici RNA. Fino a qualche tempo fa si diceva struttura di una proteina, però adesso sappiamo che ci sono dei geni, virgolette, cioè dei segmenti, che specificano alcuni microRNA, per esempio, e che quindi hanno una funzione di controllo. Oppure geni, si sapeva anche prima, che codificano per l'RNA ribosomale, gli RNA ribosomali, che codifica per gli RNA di trasferimento, gli rRNA e i tRNA. Quindi anche questi sono geni, anche se non controllano proteine. Il 12 ottobre 86 inizia l'Human Genome Project, cioè con l'idea di sequenziare tutto il DNA umano per trovare i geni. Qui ho trascritto una sequenza di DNA qualsiasi e capite bene che insomma, trovare i geni lì non è una cosa da poco. Infatti il problema di esplorare il genoma per identificare i geni è come vedere da 10.000 km di altezza una persona e identificare la mano. Ecco. Quindi questo è un po' il paragone che si può fare tra l'esplorazione del genoma e la complessità di questo lavoro. Il 26 giugno 2000, quindi è partito nell'86, finisce nel 2000, l'annuncio che il sequenziamento del genoma umano è concluso. C'è stata una storia molto interessante, nel senso che in un primo tempo c'è stato un consorzio pubblico per lo studio del genoma, e l'ultimo responsabile di questo consorzio pubblico è Francis Collins, che è quello che vedete, F. Collins. A un certo punto, 2 anni prima, diciamo la conclusione, quindi 2 anni prima del 2000, Craig Venter, che vedete invece dall'altra parte vicino a Clinton, che aveva fondato una struttura privata per l'analisi del genoma, si è messo a dire che l'avrebbe fatto lui, quindi sono finiti i finanziamenti pubblici, i finanziamenti sono stati tutti dati a questi privati, molti ricercatori sono rimasti senza soldi per lavorare. Fortunatamente una casa farmaceutica, una fondazione della casa farmaceutica inglese ha finanziato in modo che continuassero le ricerche in quei laboratori pubblici. Insomma, alla fine della storia i laboratori pubblici hanno vinto, anche se poi è stato fatto vedere che erano tutti e due allo stesso livello, giusto per far capire che non erano stati buttati via i soldi del governo americano. Comunque, ad ogni modo, si è conclusa nel 2000 la storia. Ecco, una cosa interessante che è venuta fuori subito: la dimensione del genoma è molto variabile, ma per esempio un uomo, cioè un Homo sapiens, un topolino, Mus musculus oppure un Arabidopsis hanno tutti circa 25.000 geni. Ma ci sono altri che ne hanno molti di più, altri molti di meno, ma voglio dire, per far capire che non è il numero di geni che determina la complessità. Ecco, questo è un po' il discorso. I geni, d'altra parte, costituiscono soltanto il 3% del nostro DNA, del genoma umano, quindi una frazione minima del totale, e si trovano in una marea di DNA che apparentemente è senza significato. Tanto è vero che in un primo tempo gli americani, che sono sempre molto così faciloni, avevano detto junk DNA, DNA spazzatura questo. Invece spazzatura chiaramente non era, sta a pensare che la selezione lo mantiene, quindi vuol dire che a qualcosa serve, no? Se non sarebbe stato perduto ben tempo prima. Ogni gene è costituito da più segmenti. Adesso questa è una generalizzazione, perché sono anche geni senza introni, ma comunque, insomma, in generale ogni gene è costituito da più segmenti separati tra loro da altri segmenti DNA, anche questi apparentemente senza significato, ma che lo vedrete. E allora si chiamano esoni quelli che hanno significato, che quindi vengono trascritti e tradotti; introni quelli che vengono viceversa trascritti ma non tradotti, invece vengono rimossi. Quindi l'RNA messaggero maturo, cioè l'mRNA, è fatto dalla giunzione dei vari pezzi corrispondenti agli esoni e poi viene tradotto in proteina dai ribosomi.
Questo mi pare che sia una cosa abbastanza semplice, insomma. Ecco, le funzioni cellulari sono regolate da reti complesse di interazioni. Cioè, vedete in questo schema, cominciamo dall'alto, il genoma, ci sono delle frecce che vanno verso il basso e che vanno trascrittoma, proteoma, cioè praticamente l'RNA messaggero che diventa poi tradotto in proteina, ma vedete anche che ci sono delle frecce che dal trascrittoma, RNA, microRNA, vanno dentro, vanno nel genoma, sul DNA, a controllare l'attività di alcuni geni. E poi vedete che ci sono queste freccette che vengono da fuori, che sono praticamente degli effettori che sono in grado di regolare l'attività del DNA. Quindi sono fattori di trascrizione, microRNA, proteine che agiscono su altre proteine, eccetera. Quindi dobbiamo capire che la base del funzionamento è una continua regolazione del genoma. Il genoma non è, come si diceva, un programmatore di lavatrice, ma esegue una serie di processi su comando di che cosa gli sta intorno. Quindi l'ambiente cellulare del genoma è quello che controlla l'attività del genoma e l'ambiente extracellulare controlla quella intracellulare. Quindi ci sono ovviamente delle cadute di controllo, delle serie di controllo che vanno anche dall'esterno verso il genoma, così come quelle che vanno dal genoma verso il proteoma. Tant'è vero che in cellule diverse avete lo stesso DNA, però espresso in modo diverso. Avete visto la volta precedente quanti tessuti erano in quella serie di piccole foto, e in queste sono diversi questi tessuti, non perché sono colorati in maniera diversa, ma perché hanno funzioni diverse. Infatti vedete qui per esempio un fibroblasto e un neurone. Un fibroblasto sono circa 12.000 proteine, in un neurone 15.000 proteine, ma la forma e la funzione, la struttura e la funzione di queste cellule è estremamente diversa. Quindi vuol dire che non tutti i geni vengono attivati, se no sarebbero tutte delle palle indifferenziate. Una cosa interessante è che nel genoma la distribuzione dei geni non è omogenea e varia sia tra cromosomi che tra regioni di singoli cromosomi. Allora vedete in quella figura le zone colorate di rosso sono le zone ricche di geni, quelle colorate di verde sono quelle mediamente meno ricche di geni o più povere se volete. Allora, le regioni eterocromatiche sono povere di geni, quelle che sono quelle specie di strozzature che vedete quasi nere nella figura. Quelle subtelomeriche, che sono quelle colorate in rosso, sono ricche e ci sono, se guardate, cromosomi ricchi, l'1, il 19 e il 22, l'1 vedete è quasi tutto rosso, il 19 lo stesso, il 22 lo stesso, il 20 anche, insomma, ho messo quelli più ricchi in assoluto, e alcuni poveri di geni, il 4, il 13, il 18, anche il cromosoma X non è particolarmente ricco di geni. In uno stesso cromosoma ci sono segmenti densi di geni, appunto, e altri nei quali i geni sono relativamente rari. Li avete visti. Prendete per esempio il cromosoma 9, vedete che c'è una zona molto ricca di geni nella parte bassa della figura, e quella alta viceversa è verde, quindi povera di geni. Alcuni geni sono molto grandi, addirittura enormi, altri molto piccoli. Io qui ho messo come paragone due geni. Quello sotto è il gene che codifica per una proteina muscolare che si chiama distrofina. Quando c'è una mutazione su questa proteina c'è purtroppo una distrofia muscolare grave che colpisce i maschi, bambini o ragazzini. Sopra vedete tutta quella faragine di sigle, sono tutti geni. Quindi nello spazio di 2.4 megabasi, cioè basi sono i nucleotidi, quindi 2,4 milioni di nucleotidi, avete 70 geni sopra e sotto uno solo.
Quindi adesso io questo ho messo come esempio emblematico, ma c'è di tutto nel genoma, di tutto, nel senso misure diverse. E poi c'è da pensare che in certe sequenze, siccome la sequenza è complementare, praticamente si legge da una parte e nel segmento antiparallelo si legge nella direzione diversa. Allora, in questo caso, per esempio, nell'introne 26, l'introne è quella zona che apparentemente non ha significato, no? Quindi l'introne 26 che sta tra l'esone 26 e l'esone 27 del gene per NF1, neurofibromatosi, dall'altra parte ci sono in corrispondenza dell'introne sull'altro segmento, sulla catena complementare, ci sono 3 geni. Quindi capite bene che non si può dire che quelle cose non hanno significato, perché hanno significato dall'altra parte. Quindi in un introne vi possono essere sequenze codificanti di interi geni. Adesso arriviamo a un altro concetto, che una mutazione casuale in un gene che codifica una proteina può determinare l'alterazione funzionale. Perché se l'alterazione, pensate per esempio all'esempio classico dell'emoglobina, l'emoglobina normale, l'emoglobina falcemica, basta poco per far cambiare la funzione dell'emoglobina, cioè non farla più funzionare in maniera normale. Allora l'alterazione funzionale può corrispondere a una diminuzione di funzione, a una perdita di funzione, oppure all'acquisizione di nuove proprietà che spesso risultano dannose. Perché spesso risultano dannose? Perché sostanzialmente la selezione continuamente in ogni generazione opera, virgolette, scartando alcune varianti, cioè non le fa arrivare alla nascita molto spesso. Non dimentichiamoci che c'è una grande maggioranza dei concepimenti che non arriva neanche a essere percepito. Quindi c'è una enorme selezione prima che uno dica è cominciata una nuova vita. C'è stata una forte selezione prima. Allora, a seconda dell'espressione del gene, il danno può riguardare le cellule di uno o più tessuti o organi. Cioè, perché dico a seconda dell'espressione del gene? Se un gene è espresso in tutti i tessuti, quel danno arriverà su tutti i tessuti. Se il gene è espresso soltanto in un tessuto, il danno sarà localizzato in quel tessuto. Tenete presente che il più delle volte un gene viene espresso molto in un tessuto, ma viene espresso anche in qualche altro tessuto. E quindi il danno è maggioritario in un tessuto, ma ci sono danni di minore importanza anche in altri tessuti. Qui vedete una cosa storica, cioè questa era l'idea da cui è partita, diciamo, l'idea, insomma, questa è l'immagine da cui è partita l'idea di sequenziare il DNA del genoma. Quando i primi che si occupavano del progetto andavano a chiedere i soldi qua e là per far vedere il progetto, mostravano questa diapositiva. Cioè DNA, vedete, prodotto del gene, poi il prodotto del gene che è una proteina ha a che fare con, lì c'è un anello pirolico, ma insomma lasciamo perdere, e poi perché è un esempio di reazione chimica, e poi c'è una via metabolica, e poi danno a organo o a cellule e a organi, e poi malattia. Cominciando da sotto, una malattia genetica è dovuta a un danno cellulare che può manifestarsi in un particolare organo. E l'idea che avevate tutti quanti studiato ai tempi in cui si studia la genetica nelle università era gene-enzima, e quindi in pratica c'è qualche cosa di alterato in un processo metabolico tipo la fenilchetonuria, per esempio, no? E quindi c'è a monte di questo un deficit in un enzima che non fa più andare bene una reazione chimica, che sarebbe quella che è scritto con il numero 6, e sopra questo ovviamente c'è il gene che lo determina, cioè a livello di DNA. Quindi l'idea era che se uno avesse trovato tutti i geni, avrebbe trovato virgolette, la cura, o comunque una soluzione per la cura di tutte le malattie genetiche. Questo chiaramente non è stato e non è. Comunque torniamo un momento indietro.
perché questo è invece un concetto abbastanza interessante. Dicevamo che immaginiamo questa immagine, vedete, la reazione chimica da C a D poteva essere come la fenilalanina, no? Tirosina, faccio per esempio, e vedete che una copia di DNA, noi abbiamo per ciascuna cellula abbiamo 2 cromosomi, no? Omologhi, quindi una copia del DNA che produce un mRNA, che produce una proteina normale, e l'altro immaginiamo che sia lesionato da una mutazione del DNA e che non venga prodotto un mRNA, quindi non c'è nessuna proteina. Oppure la parte sotto dell'immagine, proteina normale come quella sopra, quindi un altro caso, oppure proteina alterata. La proteina alterata fa funzionare male quella reazione chimica. Allora, questo schema serve a capire l'effetto dominante o recessivo di una mutazione. Nel senso che se la reazione tra C che fa trasformare C in D può avvenire col 50% di attività, la mutazione è recessiva, perché il 50% di attività è sufficiente per far funzionare la reazione passaggio da C a D. Ma se è necessario avere qualcosa di più del 50% di funzionalità perché funzioni, allora la mutazione diventa dominante, cioè è dominante. Quindi, riprendo questo discorso, se la funzione dipendente direttamente dalla proprietà del prodotto del gene può essere mantenuta anche con meno del 50% di concentrazione, una eventuale mutazione che ne altera la funzionalità appare ereditata come carattere recessivo. Se viceversa è necessaria elevata concentrazione del prodotto, diciamo prima, la mutazione che determina alterata funzione risulta ereditata come dominante. Quindi questo non è che uno ha mutazioni dominanti o recessive casualmente, dipende dal prodotto che viene colpito, dall'enzima che viene colpito e dal prodotto relativo. L'alterazione di uno o più geni in grado di determinare cambiamenti significativi nella fisiologia cellulare può produrre, se trasmessa alla generazione successiva, una malattia ereditaria. Un concetto ormai acquisito, però tendenzialmente anche l'insegnamento universitario si batte sulle malattie cosiddette monogeniche, cioè quelle che hanno dietro colpito da mutazione un solo gene. In realtà questo vale per un certo numero di malattie, ma certamente non per tutte. Ecco, tenere presente che quando avvengono mutazioni in cellule somatiche, queste possono portare allo sviluppo di un tumore. L'esempio classico che si fa è quello delle cellule della cute nelle persone che sono esposte professionalmente ai radiazioni ultraviolette perché lavorano, per esempio un caso tipico sono i maestri a sci, per esempio, una volta erano invece i contadini e i marinai che stanno con la pelle, la cute esposta al sole, spesso si formano prima delle alterazioni benigne e poi si trasformano in melanomi o di altri tumori della cute, insomma. Ecco, dicevo prima, malattie monogeniche, malattie in cui c'è un gene alterato, viene fuori una malattia. In realtà è più complesso il discorso, ma certamente più realistico, le malattie poligeniche e multifattoriali, perché tutte quante le malattie degenerative, per esempio, che insorgono in età avanzata, sono quasi tutte malattie poligeniche o multifattoriali. Il nostro DNA subisce continuamente mutazioni a causa di errori di replicazione e di alterazioni dovute ad agenti mutageni chimici e fisici. Tutti quanti avete studiato queste cose, inutile che le ripeta. Le mutazioni, se avvengono nelle cellule germinali o nei gameti, vengono trasmesse di generazione in generazione. Ecco una cosa interessante che circa il 10% dei gameti di ogni generazione contiene una nuova mutazione in un gene, in uno dei tanti geni che abbiamo visto, 25.000 geni sono. Questo significa, è importante capire perché questo spiega che
l'effetto mutazione-selezione è sempre in opera, non è che si fermi nel momento in cui c'è Homo sapiens, sapiens, magari con un altro sapiens dietro, si ferma tutto. Il nostro DNA è quello che aveva il nostro antenato di 35.000 o 40.000 anni fa, non è cambiato. Quindi questo discorso della mutazione ricorrente è sempre presente. Di uno stesso genere alcune varianti possono determinare la comparsa malattia, altre sono assolutamente innocue, la cosiddetta variabilità neutra, quelle che non comporta nessuna differenza, e altre possono addirittura risultare vantaggiose in alcuni ambienti e dannose in altri. Per esempio, nel caso della talassemia, gli eterozigoti per talassemia sono avvantaggiati contro la malaria, perché i loro globuli rossi vengono sottratti dal circolo più rapidamente, quindi contrastano il ciclo di infezione del parassita malarico all'interno dei globuli rossi. Quindi vantaggiosa. Se queste persone vanno in gita al Machu Picchu, stanno malissimo, perché hanno una capacità di immagazzinare l'ossigeno nei globuli rossi che è metà di quella normale. Quindi stanno benissimo a livello del mare, a Chioggia, a Rosolina e degli altri posti, insomma, che una volta erano malarici, e viceversa possono avere un danno anche serio se vanno in alta quota. Questo è un concetto interessante che credo forse anche ai ragazzi possa interessare. Ci sono 2 alla 23, cioè 8,4 milioni di possibili combinazioni cromosomiche diverse nei gameti di ciascun genitore. Perché? Siccome ogni genitore ha 2 copie di ogni cromosoma, e qui sono dipinti nello stesso modo, ma mettiamo che uno sia di un colore e uno sia di un altro, di ogni coppia, la possibilità che nel gamete entrino tutti quelli colorati di un tipo oppure tutti quelli colorati di un altro è soltanto una, perché invece possono sortirsi in maniera diversa, e così anche nell'altro genitore. Quindi questa probabilità, questa possibili combinazioni è un numero enorme. In più, se voi prendete 2 fratelli figli degli stessi genitori, la probabilità che i 2 fratelli ricevano la stessa eredità biologica, cioè gli stessi cromosomi dall'uno e dall'altro, è circa 1 su 70.000 miliardi. Quindi vuol dire che siamo assolutamente unici. Cioè, e siccome poi a questo si aggiunge che a ogni generazione avvengono numerosi scambi reciproci di segmenti di cromosomi, perché c'è il crossing over, quindi ci sono sempre gli scambi, e si producono anche nuove mutazioni, quindi la composizione genetica di ogni individuo è veramente unica, è un unicum. Uno ha un genoma che è quello suo, che poi abbia caratteristiche genetiche condivise con altri dipende soltanto perché la selezione, non soltanto quella post-zigotica, ma anche quella in parte prenatale, perché ci sono anche alcuni aborti spontanei dovuti a ragioni genetiche, eccetera, eccetera, fa sì che noi abbiamo uno sviluppo canalizzato e che quindi quei geni lì li abbiamo tutti. E questi geni agiscono anche poi durante l'età adulta, non è che si fermano soltanto nella parte dello sviluppo. Quindi abbiamo caratteristiche genetiche condivise, ma siamo dal punto di vista generale unici, ciascuno di noi unico. Ecco, nella maggior parte delle caratteristiche biologiche la determinazione genetica è complessa, cioè più geni con le loro varianti determinano una data caratteristica, e quindi la nostra specie, come tutte le specie che sono su questa terra, presenta ampia variabilità interindividuale. Gli individui sono tra di loro diversi, quindi c'è grande variabilità. In più, nella maggior parte dei casi, la caratteristica biologica che consideriamo può essere modulata, cioè modificata non solo a causa di questo fenomeno, ma anche da interazioni con l'ambiente. Allora, l'esempio che si può fare è quello dell'aterosclerosi, di cui ce n'è una parte che, diciamo, ha predisposizione su base genetica e una parte invece che deriva semplicemente dalla dieta.
Quindi per alcune malattie viene ereditata una predisposizione e nel caso che dicevo dell'aterosclerosi abbiamo sì contributi varianti di diversi geni, ma anche il frutto dell'esperienza individuale, cioè che cosa? Il fatto che uno abbia avuto una dieta, per esempio, ricchissima di grassi, soprattutto i grassi saturi. Quindi questo dice che l'analisi, anche se uno facesse l'analisi dell'intera sequenza del DNA genomico, e qui arriviamo sul discorso predittivo, uno potrebbe dire tu sei predisposto all'obesità, sei predisposto, non so, all'aterosclerosi, ma questo non significa che quello morirà di un ictus perché è aterosclerotico. Non è, perché dipende poi che cosa si aggiunge a questo. La predisposizione è una cosa, l'ineluttabilità è un'altra. Ecco. Quindi bisogna distinguere queste cose, perché adesso è invalso il discorso di predire quello che hai nel tuo DNA. Ecco. Allora, dato che non vi è poi determinazione genetica sensu stricto per le principali malattie psichiatriche, qui apriamo un altro bel capitolo, è molto difficile dar credito a chi afferma un pressoché totale determinismo biologico nel nostro essere e divenire, che noi siamo destinati in base al nostro DNA, cioè che il nostro DNA è quello che ci guida, è quello che ci fa agire, è quello che determina le nostre azioni, quindi è una specie di, quella che Lombroso diceva, tara ereditaria, e che, insomma, io quando facevo lezione, insomma, dicevo agli studenti di medicina che su queste cose in particolare hanno una fissa, dicevo che una persona che uccide non è che necessariamente uccide, anzi non necessariamente, vuol dire non è detto che uno deve cercare una ragione genetica per il fatto che uno uccide, perché basta pensare quanta gente va in guerra, purtroppo usano le armi, si ammazzano, eccetera, poi tornano a casa, sono onesti padri di famiglia e non se ne parla più. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che sono geneticamente predisposti a uccidere? Uno dice ci sono i killer seriali. Bisogna vedere che cosa c'è nella loro storia, che cosa li ha portati a delinquere. Quindi anche lì ogni storia è una storia. Noi facciamo presto a fare che bisognerebbe un fascio, perché questo rassicura, dice che tanto gli criminali sono criminali perché sono geneticamente tarati e noi invece, noi stiamo benissimo, siamo perfetti, funzioniamo bene, il nostro cervello è perfetto. E questo bisogna dire che insomma ogni storia è una storia, ecco. Quindi ci avviamo verso la fine per vostra tranquillità. Il rapporto tra il nostro genoma e ciò che siamo è molto semplice nelle regole, DNA, RNA, proteine, RNA, queste cose qui, ma è estremamente complesso nei fatti. Nei gemelli monovulari, geneticamente identici, tanto ad essere considerati uno il clone dell'altro, su questo non ci piove, nel corso del sviluppo si costruiscono diversità biologiche rilevanti a livello personale, per esempio una diversa dotazione di anticorpi e di collegamenti tra neuroni, perché sono due persone diverse, agiscono su posti diversi, uno va a toccare quando ha un anno la terra, quell'altro invece è da un'altra parte, si mette le mani in bocca, quell'altro no, ecco fatta una piccola differenza e chissà quante se ne fanno durante la loro vita. Non solo i gemelli monovolari non hanno gli stessi pensieri, anche se i genitori di gemelli monovolari, alcuni tentano di separarli, altri invece si godono a vedere ma quanto sono uguali, ma quanto sono uguali, ma quanto sono uguali. Ecco. Non solo hanno gli stessi pensieri, ma nemmeno si ammalano contemporaneamente, se non di malattie infettive, perché quelle si attaccano uno con l'altro, ma anche due fratelli che vanno a scuola, che abbiano età diverse, si attaccano a malattie infettive. E questi gemelli non muoiono nello stesso momento per la medesima causa, cosa che sarebbe da aspettarsi se fossero determinati biologicamente. Quindi questa è una cosa importante da mantenere, diciamo, come punto. Allora, tutto questo è quello contro il quale ho cercato di dire qualcosa, si chiama riduzionismo, cioè di ridurre tutto a delle cose biologiche, eccetera.
Questo riduzionismo è stato ed è sempre una scorciatoia buona per far procedere la ricerca su fenomeni complessi, ma ha tutti i suoi limiti nella ricostruzione delle relazioni tra genotipo, fenotipo e ambiente, perché molte di queste cose ci sono totalmente sconosciute. Quindi, quando ci si sposta dal livello cellulare a quello organismico e da quello organismico non ho sbagliato, quindi organico, a quello organismico che è quello della personalità, dei comportamenti, ci sono dei salti enormi e non sono certamente spiegabili in termini biologici. Cioè i nostri comportamenti, molte volte sì, ci sono dei comportamenti che hanno una base fisiologica, per esempio i neuroni a specchio ce l'hanno le scimmie, ce li abbiamo noi, e certamente alcuni comportamenti di quel tipo li abbiamo anche noi. Se voi date da mangiare a un bambino, come gli mettete i cucchiai in bocca, aprite la bocca anche voi. Ecco, quindi è chiaro che c'è una ragione, che c'è un meccanismo biologico sotto, però non tutti i comportamenti sono così. E veniamo all'ultima cosa. L'analisi dell'intero genoma individuale oggi costa circa $1.000. Uno investe $1.000, 1.000 euro, non so quanto siano, per farsi il profilo genetico. Non avete sentito? Viene reclamizzato anche su internet, eccetera. E questa è la nuova frontiera del business, perché sfruttando questo sapere mal masticato che c'è sui giornali e il fatto che dicono che si può vedere se uno ha questo e quell'altro, si può aspettarsi quando muore, eccetera, eccetera, eccetera. A me non interessa, voglio dire, non mi è mai interessato sapere cosa c'è davanti, mi basta quello che c'è dietro e vivere in un tempo in cui vale la pena di vivere, insomma. Ma c'è della gente che ci crede e quindi a tutti può venire in mente, ma cosa può servire? Ecco, vuoi sapere cosa hai nel tuo DNA? Ma chiediti se è utile prima di tutto. È utile sapere? Allora, è utile sapere che cosa si può sapere? Si potrà sapere, lo dicevo a un collega che mi aveva chiesto un parere su questa cosa qua, gli ho detto guarda, non spendi 1.000 euro, neanche €1. Tieni presente che si muore di 3 principali cause di morte. Sono incidente d'auto, tumore, cardiovascolare. Quindi non c'è bisogno di andare a finire nel DNA, perché tanto se uno è a posto col cardiovascolare e magari fa l'incidente d'auto, aveva il DNA perfetto, è andato a battere con la macchina. Quindi cioè, non ci dice niente questo, è il nostro destino futuro. Poi che cosa può dirci? Ci può dire qualcosa sulle predisposizioni. Cioè, la predisposizione si può, forse in alcuni geni per esempio, ma queste cose delle diagnosi, di fare l'analisi del DNA, eccetera, eccetera, è anche legato a un'idea di fare un'umanità a scelta, no? Cioè attraverso la diagnosi presintomatica o prenatale, questo si può individuare in alcune malattie genetiche con eredità monogenica se un feto, per esempio, svilupperà una malattia, una di queste malattie gravi. E poi naturalmente sta alla madre, ai genitori di decidere cosa fare. Ma in non tutti i casi si può prevedere con precisione il fenotipo clinico corrispondente a una data mutazione, perché ci sono mutazioni, cioè uno dice c'è una mutazione in questo gene e allora è già stata descritta? No, se non è stata descritta non sappiamo cosa succede. Quindi ci sono anche per i geni di cui sappiamo abbastanza, ci sono dei limiti. Allora ci sono delle malattie genetiche in cui anche nella stessa famiglia la stessa alterazione genetica risulta letale in una persona e invece compatibile con la vita in un'altra, a causa degli altri geni di contorno che sono variabili. Quindi in moltissimi casi le analisi del DNA applicate alle malattie genetiche forniscono soltanto diagnosi di suscettibilità. Uno può dire soltanto è possibile, è anzi probabile che questa persona sia suscettibile a questa malattia. Ma nemmeno l'applicazione su larga scala di metodologie in grado di identificare ogni singola mutazione e il suo effetto, singolo combinato con quelle di altre mutazioni di altri geni, che è quello che
oggi non abbiamo, perché non abbiamo questa possibilità di sapere tutte le singole mutazioni e l'effetto che hanno quelli negli altri geni, cioè costruire praticamente la rete per ogni singolo individuo che venga a farsi l'analisi di DNA. Anche se avessimo questo qua, non potremmo ridurre in modo definitivo le incidenze delle malattie genetiche più gravi. Prima di tutto perché i costi di questa cosa sono spaventosamente alti, ma una volta che uno sa, cosa dovrebbe fare? A meno che non voglia fare una adozione generalizzata, la fecondazione in vitro seguita dall'analisi del genoma e selezione embrionale per tutti, che è una cosa assolutamente impensabile. Quindi, per chiudere questo discorso, io spero che qualche cosa abbiate focalizzato su questa complessità enorme che ci sta davanti. Cioè il fatto che per esempio il genoma non è una cosa totalmente nota, abbiamo in mano il genoma DNA, ne facciamo quello che vogliamo, eccetera. Oppure, quello ce l'ha nel suo DNA perché suo padre, non so, beveva, faccio per dire, no? Più o meno è quello che diceva Lombroso, insomma, non ha fondamento diverso da quello che aveva Lombroso. E capite bene che non è così che si affrontano i problemi. Ecco. Certo c'è la tendenza di dare tutta colpa al biologico e niente colpa invece a quello che sta fuori, cioè all'ambiente. E allora ci tornano alla mente i discorsi della fine dell'Ottocento, che appunto c'erano quelli tarati, quelli invece predestinati e così via. Io credo che l'esperienza che avete anche a scuola vi dica che alcuni ragazzini sono molto svegli indipendentemente dalla famiglia da cui provengono, ma che ci sono ovviamente delle difficoltà in alcune famiglie e delle difficoltà in altre, di tipo diverso, cioè come seguono i ragazzi, come li considerano, eccetera, eccetera. Ecco, quindi questo è un discorso, cioè l'umanità con cui abbiamo a che fare è un'umanità varia. E tutto sommato questa variabilità è una grande risorsa, perché la scuola, per fortuna, la scuola italiana, non soffoca questa variabilità, nonostante tutto, e i ragazzi crescono in un ambiente che è dialettico, un ambiente. E poi, naturalmente, quando vanno all'università e studiano, poi, come si dice l'altra volta, quando vanno all'estero sono migliori degli altri perché? Perché non sono stati canalizzati in maniera rigorosa e rigida. Nelle scuole in cui li lasciano pensare, li fanno crescere, far crescere proprio questo, sono scuole di grande successo per l'umanità, diciamo, non soltanto il successo scolastico. Ecco. Io con questo ho finito e adesso apriamo invece la possibilità di avere i contatti con le scuole che ci va. Qui in aula ovviamente domande e prendiamo anche le domande dalle altre sedi.